Buon pomeriggio, siamo lieti di accogliervi qui oggi, domenica 3 settembre, in occasione del 19° Festival Organistico di San Michele Arcangelo, edizione 2023. Prima di addentrarci nel vivo del concerto, porgiamo i doverosi ringraziamenti per il fondamentale supporto datoci dalla parrocchia di Salsa, che ci ospita, specialmente a Don Graziano Denardi, alle amministrazioni comunali di Sacile e Vittorio Veneto, in particolare all'assessore alla cultura Antonella Uliana qui presente, alla prestigiosa associazione Giuseppe Serassi, alla ditta organaria Francesco Zane, alla direttrice artistica Milli Fullin, in particolare a Stefano Maso e Michele Bacichet e a tutti coloro che a vario titolo hanno dato un sostegno concreto alla realizzazione dei concerti e che troverete dettagliati nel libretto con i programmi di sala. Inviterei per un breve intervento introduttivo l'assessore Antonella Uliana, che ringraziamo sentitamente per la sua presenza. Buonasera a tutti. Sono contenta di dare il via a questa 19ª edizione del Festival Organistico di San Michele Arcangelo, anche perché ci avviciniamo alla 20ª edizione e stiamo già pensando ad un'edizione che sarà sicuramente significativa per celebrare appunto i 20 anni. Ma prima di dare il via al concerto di oggi, io ho piacere di ricordare due amici del Festival Organistico che erano sempre presenti qui con noi, che ricordiamo con grandissimo affetto perché non ci sono più. Sono Cinzia Gentilli ed Enrico Brusco. Li ricordiamo per la loro passione, il loro entusiasmo e anche la capacità di aiutare concretamente i giovani musicisti nell'intraprendere la loro carriera. Io molto brevemente vorrei ricordare in questo contesto quanto ha detto chiudendo l'edizione la seconda edizione del concorso internazionale di violino Città di Vittorio Veneto, quanto ha detto il presidente di giuria. È una cosa che a me è piaciuta particolarmente e ho piacere appunto di condividerla. Lui diceva che la musica è un linguaggio universale, parla a tutti, però parlava del pentagramma come di una sorta di carta costituzionale, nel senso che al di là del nostro colore, della nostra lingua, del nostro credo, in qualsiasi parte del mondo noi siamo, tutti siamo in grado di leggere quelle note che sono universali. Ecco, la musica deve essere questo e Vittorio Veneto, città della musica, vuole essere anche questo. Grazie. L'apertura del festival è affidata all'organista Marco Favotto, che ci proporrà Affectus Concorditer. Marco ha iniziato il suo percorso con lo studio del pianoforte per poi proseguire all'organo con Gianluca Libertucci al Conservatorio di Venezia. Attualmente è iscritto all'ultimo anno del corso accademico di primo livello nella classe di organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Brescia sotto la guida di Felix Marangoni. Vincitore di concorsi internazionali, Marco si perfeziona all'estero con docenti di chiara fama. È stato organista per il capitolo della Cattedrale di Treviso e da ottobre 2020 è maestro di cappella e organista titolare nella Collegiale Basilica di Santa Maria Donato in Murano. Marco Favotto ci proporrà un concerto molto variegato ed interessante. Con un applauso invito pertanto l'organista a raggiungerci qui
per esporci il programma. Dico due parole molto veloci per introdurvi all'ascolto. Il programma ho pensato di intitolarlo Affectus Concorditer, ossia possiamo parafrasarlo come affetti in armonia, proprio perché questo programma è caratterizzato da molti affetti che ricordiamo nel Rinascimento e nel Barocco erano fondamentali per poter creare la musica. Nel programma di sala potete seguire di Georg Muffat la toccata settima dall'Apparatus Musica Organisticus. Seguirà Tielman Susato, la Morisque, dal libro di danze del 1551. Ancora la grande fantasia in sol minore che i biografi di Bach attribuiscono ad un momento di sofferenza per il compositore, che è la perdita di una delle mogli, Maria Barbara. Di Nicolas de Grigny, la suite Ave Maristella, composta di quattro movimenti, il Grand Plangé a 5, la fuga a 5, il duo e la dialogue sulle Grand Jeux. Di Arvo Pärt, pari intervallo. Questo brano è molto particolare poiché Arvo Pärt è un compositore vivente, estone, che ha la sua tecnica compositiva che è caratterizzata da uno stile molto particolare, che è quello dei tintinnabuli. Si basa sui suoni armonici, sui rintocchi delle campane, e quindi è un brano molto meditativo, molto semplice a vedersi scritto in partitura, però molto, a mio parere, anche difficile da interpretare, ma deve essere comunicativo di un ambiente che è quello che caratterizzava questo brano, appunto, di Pärt. Nella didascalia è scritto Anlässlich des Todes, è la dedica per la morte di suo padre. Felix Mendelssohn, dalle 6 sonate, la sonata sesta, Vater unser im Himmelreich, Padre nostro che sei nei cieli. Concludo con la fuga in sol minore, composta nel 1712, e questa fuga è stata probabilmente composta ad Amburgo da Bach mentre lavorava, stava facendo un'audizione per poter prendere il posto per lavorare in chiesa ad Amburgo, e gli hanno commissionato un soggetto che è una danza olandese, e lui in sostanza ha improvvisato questa fuga e dopo ha scritto su carta la sua interpretazione. Buon ascolto e grazie. Stiamo entrando nel vivo dell'evento. In attesa che l'artista salga in cantoria, ricordo che al termine del concerto verrà conferita la borsa di studio, novità introdotta nel 2020, ovvero una borsa di studio per giovani studenti di organo, emergenti e talentuosi, per onorare la memoria dell'avvocato Sergio Santorio, che insieme alla moglie qui presente
la professoressa Maria Fontebasso Santorio, già docente di organo del Conservatorio di Udine, hanno contribuito alla costruzione dell'organo Pasquale Ferrari dal punto di vista finanziario, dato alla comunità di Salsa nel 2004. Grazie e buon ascolto.
Siamo giunti al termine. Direi che la performance è stata eccellente. Invito Marco Favotto per la consegna della borsa di studio e dell'attestato che, ricordo, è in memoriam dell'avvocato Sergio Santorio. Invito qui per la consegna della borsa di studio e per la foto di rito la benefattrice professoressa Maria Fontebasso Santorio e la direttrice artistica Milly Follin. Siamo quindi giunti alla conclusione. Chiediamo gentilmente al nostro organista cosa ci propone, perché ho capito che desiderate un bis. Come bis propongo un altro brano di Tielman Susato. Sono tutte composizioni appunto raccolte nella Dancerie Book, che è una raccolta di danze rinascimentali, dove appunto Tielman Susato, compositore fiammingo rinascimentale, ha racchiuso queste sue composizioni in stile di danza. Proporrò una Pavana de Battaglie. Buon ascolto. Mentre attendiamo che Marco Favotto raggiunga la cantoria per il bis, ringrazio voi del pubblico per la presenza e l'attenzione, elementi fondamentali per gli artisti. L'augurio che vi rinnoviamo è sempre lo stesso: la musica contribuisca a rasserenare gli animi. Un arrivederci al prossimo appuntamento. A voi Marco Favotto. Grazie e buona serata.